Sfida importantissima al Palacus di Palermo, di fronte proprio il Cus Palermo che cerca punti per allontanarsi il più possibile dall'ultimo posto, che vuol dire retrocessione. Chi invece è vicino a evitare, a scongiurare la retrocessione è l'Arcobaleno Ispica di mister Lorefice, che con una vittoria andrebbe a ottenere l'aritmetica permanenza in Serie B. Allora, con le immagini prodotte da Andrea Germano, entriamo subito nel vivo della partita e subito una palla gol per Davide Di Benedetto, disinnescata da Lopiparo. Dall'altra parte la formazione di casa che cerca di liberare il sinistro di Leto, la palla respinta e messa in angolo da Vitrano, e proprio da una situazione di corner arriva la volée perfetta di Gianmario Fuschi, che porta in vantaggio il Cus Palermo. Esplode il pubblico di Fede Cussina, giunta nel proprio palazzetto per sostenere la squadra di Isgro. La squadra di casa però a un certo punto allenta la pressione, concede qualche occasione di troppo all'Arcobaleno. Su una di queste è eccezionale l'intervento di Lopiparo, ancora su Davide Di Benedetto. Dall'altra parte allora viene liberato il tiro di Scianna, la palla che sibila vicino al palo di destra della porta difesa dall'estremo difensore ospite. Ancora tentativo, questa volta di Gambuzza, con la palla che sorvola la traversa prima del timeout chiesto da Isgro, timeout che però non sortisce effetti, perché da una fuga di Sampaio la palla messa in mezzo per il tap-in vincente di Jonathan Moreira Vieira, e il pareggio dell'Arcobaleno Ispica proprio poco prima della fine del primo tempo. La squadra di Lorefice riesce a riequilibrare la situazione. Con le immagini passiamo al secondo tempo, con l'occasione subito avuta da Gambuzza, la palla che si perde fuori. Poi da una gestione il Cus Palermo ha una grande palla gol, ma è eccezionale il riflesso da parte di Vitrano sul tentativo da parte di Moncada. Poi cerca addirittura di azionare anche Lopiparo il Cus Palermo, ma qui rischia qualcosa con la palla recuperata e calciata verso la porta ancora una volta da Moreira, che questa volta non inquadra lo specchio della porta. Ma è eccezionale la ripartenza dell'Arcobaleno Ispica, che con Davide Di Benedetto mette a sedere Lopiparo, realizza la rete dell'1-2, sorpasso completato dalla squadra verde e nera, che dunque passa per la prima volta della partita in vantaggio. Poi cerca anche di amministrare con questa palla che però viene recuperata dal Cus Palermo. Il servizio sotto porta per Quinario, che non riesce a ribadire sull'assist di Leto. Ancora palla gol per il Cus, con la conclusione ancora del numero 3, che si perde di poco fuori, insiste, attacca, salta all'arma bianca la metà campo avversaria. Il Cus Palermo ancora con Leto che arma la conclusione ancora di Moncada, ed è ancora straordinario Vitrano. Poi cerca di uscire dal pressing e lo fa in maniera eccellente. Qui l'Ispica che colpisce il palo con Sampaio. Poi a un certo punto Moncada estrae il coniglio dal cilindro, la palla rimane lì e ci pensa Fuschi a trovare il gol del pareggio. La rete del 2-2, doppietta personale per il giocatore arrivato proprio dal 3M Palermo in corso d'opera. Cus che attacca per cercare la rete del vantaggio. Ancora Fuschi, lavora il pallone per Quinario, bravissimo con la respinta in spaccata. Vitrano riesce a tenere in vita l'Arcobaleno Ispica, che qui direttamente da un fallo laterale va alla conclusione. La palla bacia forse il palo, non importa, ci pensa Luca Cataldi in spaccata, il numero 11, a realizzare il gol del 2-3. Torna in vantaggio il team verde e nero, mentre viene ammonito per proteste Isgro sullo sfondo. Cerca di attaccare con le ultime forze che ha il Cus, e qui spreca clamorosamente una doppia palla gol. È l'ultima azione con cui la squadra di casa può cercare di andarsi a prendere quantomeno un pareggio, perché poi suona la sirena, finisce la partita, l'Arcobaleno Ispica vince e si salva. Ancora in difficoltà il Cus Palermo, che perde in casa. Da Sportisiri è tutto, alla prossima.